È un risultato, veramente incredibile. Non perché non ci credessimo, perché in realtà veramente in questi mesi abbiamo lavorato sodo, la squadra ha lavorato sodo, motivo per il quale, l'ho voluta alle mie spalle anche in questa occasione. Sicuramente, la soddisfazione che i cittadini hanno creduto in quello che io ho sempre definito il nostro progetto. Elena Levorato è la prima sindaco donna di Ponte nelle Alpi e la seconda nella storia del comune d'area di centrodestra. Con il 56,19% di preferenze ha battuto l'avversario Roger De Menec, amministratore politico di lungo corso, che con umiltà, dopo aver lasciato i palazzi romani, aveva deciso di rimettersi a disposizione dei suoi cittadini. Levorato, civica indipendente, pur sostenuta dal centrodestra, rimarca la sua distanza dalla politica e così risponde a chi è già iniziato a marcare il territorio. Come ho sempre ribadito in tutte le occasioni di incontro, non sono iscritta a nessun partito politico, ma perché questo ci tengo a precisarlo? Semplicemente per dire ai cittadini che il mio interesse è veramente per la comunità. Già nel pomeriggio la prima riunione operativa in vista della presentazione della squadra, nella sede elettorale l'incontro con i sostenitori. Un grazie ai cittadini che ci hanno dato veramente una fiducia, credo, senza paragoni, nel senso che oggi abbiamo comunque avuto conferma di quello che insomma è stato il nostro lavoro negli ultimi mesi con 8 seggi su 8. Quindi credo sia il risultato parla da sé.